Messa di Papa Francesco a Palermo, non si può credere in Dio ed essere mafiosi. In mattinata il pontefice accolto da un bagno di folla in piazza Armerina, nel 25esimo dall'uccisione di Don Pino Puglisi. Non abituiamoci alla lacerazione, l'auspicio del Cardinal Bagnasco letto durante la messa per commemorare le vittime del Ponte Morandi a Genova. L'invito rivolto a tutti è quello di avere a cuore le persone. Festa dell'esaltazione della Santa Croce nella Basilica dei Fieschi a San Salvatore, lo spunto di riflessione sul tema dell'accoglienza e dell'integrazione. Entra nel vivo l'intervento a Rapallo di messa in sicurezza del lungomare tra il Castello e Via Venaggi. Il progetto esecutivo prevede diversi interventi nella parte est della città. Primo appuntamento con il campionato di vela d'autunno dello Yacht Club Chiavari. Oggi e domani le regate Giorgio e Lella Gavino. Positivo il bilancio dei corsi della scuola a vela. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. Si è conclusa pochi minuti fa la celebrazione eucaristica al Foro Italico presieduta da Papa Francesco nel giorno in cui il pontefice fa visita a Palermo. Durante la celebrazione, nel 25esimo anniversario della morte del beato Pino Puglisi, ucciso dalla mafia, Papa Francesco ha lanciato ai mafiosi un monito che non ammette tentennamenti. Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi, convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo. Chi odia suo fratello e dice di amare Dio è un bugiardo, perché sbugiarda la fede che dice di avere, la fede che professa Dio amore. Partendo da queste parole, Papa Francesco ha ribadito la propria ferma condanna alla mafia. La parola odio, ha sottolineato il Papa, va cancellata dalla vita cristiana. Non si può credere in Dio e sopraffare il fratello. Non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Chi è mafioso non vive da cristiano perché bestemmia contro la vita il nome di Dio amore. Oggi abbiamo bisogno di uomini e donne di amore, ha proseguito il pontefice, non di uomini e donne di onore, di servizio, non di sopraffazione. Abbiamo bisogno di uomini e donne di camminare insieme, non di rincorrere il potere. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Queste parole di Gesù scritte sulla tomba di Don Puglisi, ha ricordato il Papa, ricordano a tutti che dare la vita è stato il segreto della sua vittoria, il segreto di una vita bella. Oggi scegliamo anche noi una vita bella. E la prima tappa del Papa in Sicilia è stata in piazza Armerina, dove il beato Pino Puglisi, un mese prima della sua uccisione, trascorse alcuni giorni incontrando i seminaristi. Francesco ha sottolineato le croci e le sofferenze del territorio siciliano ed esortato a dare la vita ad una chiesa della carità missionaria che non scada nella filantropia. Sentiamo il servizio. Papa Francesco ha scelto di abbracciare il popolo siciliano partendo dalla diocesi di Piazza Armerina. Il Santo Padre rivolge subito parole di incoraggiamento ed elogio ai fedeli che lo hanno ricevuto con grande affetto. Francesco indica la speranza dopo aver attinto al saluto del vescovo Monsignor Rosario Gisana, che ha ricordato la scelta della povertà della Chiesa locale in mezzo a quelle che lo stesso pontefice definisce problematiche che limitano la serenità di questo territorio. Non sono poche le piaghe che vi affliggono, esse hanno un nome: sottosviluppo sociale e culturale, sfruttamento dei lavoratori e mancanza di dignitosa occupazione per i giovani. Migrazione di interi nuclei familiari, usura, alcolismo e altre dipendenze, gioco d'azzardo, sfilacciamento dei legami familiari. E di fronte a tanta sofferenza la comunità ecclesiale può apparire a volte spaesata e stanca, a volte invece, grazie a Dio, è vivace e profetica, mentre ricerca nuovi modi di annunciare e offrire misericordia. Il Papa spiega che considerare le piaghe della società e della Chiesa non è un'azione denigratoria e pessimistica ed esorta tutti ad impegnarsi per la nuova evangelizzazione di questo territorio centrosiculo, a partire proprio dalle croci e dalle sofferenze. Una missione avvincente volta a riproporre il volto di una Chiesa sinodale, Chiesa della carità missionaria, Chiesa comunità eucaristica. In conclusione Francesco saluta i fedeli anticipando loro il sentimento di gratitudine verso il sacerdote martire Pino Puglisi, che il Papa celebra nella Santa Messa a Palermo. Un passaggio profetico
io credo, una consegna non solo ai sacerdoti, ma a tutti i fedeli di questa diocesi. Per amore di Gesù, servire i fratelli fino alla fine. Il viaggio di Papa Francesco a Palermo proseguirà nel pomeriggio. Ricordiamo gli orari delle dirette: alle 15:25 in diretta dalla Cattedrale di Palermo l'incontro del Papa con il clero, i religiosi e i seminaristi. Alle 16:55 in diretta da Piazza Politeama a Palermo l'incontro con i giovani. E ora torniamo a Genova, il giorno successivo alla commemorazione delle vittime del ponte Morandi. Grazie per la fiducia e l'affetto dimostrato ieri in piazza. Queste le parole del governatore Giovanni Toti, espresse oggi alla luce delle celebrazioni che si sono svolte ieri a Genova. Toti poi afferma: ora il governo ha fatto un decreto su Genova, ma se i tempi non saranno quelli previsti da noi, entro settembre inizio demolizione, entro novembre inizio del cantiere, ne risponderanno davanti ai liguri e agli italiani. Non tollereremo un'ora di ritardo per nessuna ragione al mondo. La giornata di ieri si è conclusa con la celebrazione dell'Eucarestia nella cattedrale di San Lorenzo, presieduta da Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare di Genova. È il momento conclusivo di una giornata fatta di emozioni, ricordo, lacrime, preghiera e anche fermezza nelle richieste di aiuto e di sostegno. Genova si è fermata a commemorare le 43 vittime del ponte Morandi. Dopo il silenzio ai piedi dei monconi del viadotto autostradale, le testimonianze in piazza De Ferrari. Il raccoglimento è proseguito poi nella cattedrale di San Lorenzo, dove a presiedere l'Eucaristia è stato il vescovo ausiliare Monsignor Nicolò Anselmi. Assente il cardinale Angelo Bagnasco, impegnato in Polonia per l'assemblea plenaria dei presidenti delle conferenze episcopali europee. Prima di procedere nella lettura del testo scritto dall'arcivescovo, Monsignor Anselmi ha proposto una riflessione personale partita da una domanda: qual è la parola di Dio contenuta in questa tragedia? Il pensiero si è soffermato sulle azioni che tutti quotidianamente compiamo. Dietro ogni nostro gesto ci sono sempre delle persone che potrebbero fruire positivamente del nostro gesto, della nostra azione, oppure potrebbero subirne delle tragiche conseguenze. Non è sempre facile, quando agiamo, progettiamo, pensiamo, facciamo qualcosa, vedere le persone che sono dietro quello che stiamo facendo. Quindi la lettura del testo del cardinale Bagnasco, che parte da una constatazione: la città è spaccata in due, ma non vogliamo abituarci a questa lacerazione. Ristabilire le vie e il ponte è necessario perché la gente e la città vivano, al tempo stesso per favorire l'incontro e l'appartenenza al territorio dove si vive. La coincidenza del primo mese dalla tragedia con l'esaltazione della Santa Croce invita a vedere nel mistero centrale della fede la luce che illumina il buio delle nostre sofferenze. La croce di Cristo ci dice questa e altro ancora, basta che la guardiamo con fede. Ci invita a sollevare i cuori verso la meta, a rimettere le cose al loro giusto posto. Ci sospinge a stare vicini gli uni agli altri, a parlarci per trovare il meglio senza pregiudizi, a stimarci senza rancori, a guardare nell'unica direzione che conta e che resta, il bene vero della gente, che è il bene di tutto. Sono state sospese le fatturazioni per gli sfollati del ponte Morandi da parte dei principali fornitori dei servizi di comunicazione elettroniche. In seguito alla richiesta mossa da Agcom, anche il mondo della telefonia si è attivato al fianco delle utenze tradizionali come gas ed energia elettrica. Il settore delle comunicazioni elettroniche si è mobilitato attuando misure volte al sollievo dei genovesi coinvolti nel crollo del ponte. Un'iniziativa definita dal presidente Toti lodevole. Le misure adottate fanno riferimento soprattutto alla sospensione della fatturazione per i servizi e all'eventuale cessazione oppure trasloco in un'altra residenza. E ora la pagina religiosa. Nell'ambito dei festeggiamenti in onore della festa della Santa Croce, che ha coinvolto diverse comunità parrocchiali della diocesi, la Basilica dei Fieschi ha aperto le porte per celebrare questa solennità e in vista dell'arrivo di una famiglia migrante nel comune si è parlato di accoglienza e di integrazione.
Prima di erigere muri intorno a noi, occorre pensare bene a cosa si lascia fuori. Questo è il pensiero che si respira nella Basilica dei Fieschi a Cogorno, nella giornata dedicata all'esaltazione della Santa Croce. In Basilica dall'anno scorso a Natale abbiamo proprio fatto il presepe e l'abbiamo lasciato per questo motivo. Quando alzi un muro pensa cosa lasci fuori, una frase di Italo Calvino e che alcuni dei nostri giovani hanno trovato sulla scrivania dell'allora sindaco di Lampedusa, Giusy Nicolini. In occasione della festa è stata aperta la casa dedicata a Don Marcello Botto, antistante la basilica e destinata ad una famiglia di migranti. Ho scelto questa data perché è significativa per la nostra parrocchia. Tutto questo è fatto in collaborazione con il comune di Cogorno e con lo Sprario, quindi con il Ministero degli Interni della nostra Repubblica. E la casa sarà quella. Sono le finestre che sono lassù in cima ed è stata sempre una casa che ha ospitato i profughi dal Vietnam con Don Marcello Botto e per questo motivo abbiamo scelto di continuare sull'onda dell'ospitalità. Nell'ambito del progetto SPRAR sono attese a Cogorno 24 persone in tutto, ma ad essere ospitata per prima sarà una famiglia, attesa per dicembre. Le parole chiave del progetto sono accoglienza e integrazione e per questo tra le attività in programma ci sarà l'insegnamento della lingua italiana. Ci deve essere integrazione, bisogna capire come si sta anche nel nostro paese, mantenendo naturalmente ognuno ovviamente le proprie credenze, ma ci vuole rispetto e per esserci rispetto ci vuole conoscenza. Con l'offerta dei Fiori a Maria si è entrati nel cuore della preparazione alla festa della Madonna della Guardia Levi. Maria, ha spiegato il parroco Don Franco Brioni, è una mamma che ci è sempre accanto anche quando siamo soli. Offrire il fiore alla Madonna è un gesto che manifesta tutto l'affetto e il bene per la mamma celeste. Oggi alle 19 nella chiesa di San Rufino saranno recitati i Vespri a conclusione della novena. Domani, giorno della festa, alle 10:30 la Santa Messa in suffragio di Don Francesco Casella. Nel pomeriggio alle 18 i Vespri, la processione, l'omelia e la benedizione eucaristica. La liturgia sarà guidata da prete Rinaldo Rocca. Al termine della celebrazione sarà possibile condividere la cena nel salone parrocchiale. Lunedì, ultimo atto dei festeggiamenti, saranno ricordati i caduti di tutte le guerre con la Santa Messa delle 19 al monumento posto accanto alla chiesa parrocchiale. Dopo la messa ci sarà la possibilità di cenare insieme. Festa della Madonna della Guardia, domani anche a Frisolino di Ne, alle 11 la messa solenne, nel pomeriggio alle 16:30 i Vespri, la processione e benedizione eucaristica. Al termine ci sarà un momento di condivisione. Nella parrocchia di San Bartolomeo a Borzonasca si festeggia il Santissimo Crocifisso. Domenica alle 11:15 la messa solenne, alle 17 la messa per gli ammalati, celebrata da Don Stefano Mazzini. Alle 20:30 i Vespri, la processione, la supplica, la benedizione e il bacio della reliquia. L'omeria sarà di Don Alberto Gastaldi. Lunedì alle 20:30 la messa di ringraziamento. Nell'ambito dei festeggiamenti per il Santo Cristo, nella parrocchia di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante, domani la Santa Messa delle 11 sarà presieduta dal Vescovo Alberto Tanasini. Torniamo ora a parlare dei lavori pubblici a Rapallo. Lunedì in città apriranno altri 2 cantieri, quello in piazza Molfino e in via alla Torre Civica, mentre altri entreranno nel vivo. Entra nel vivo l'intervento di messa in sicurezza, riqualificazione e superamento delle barriere architettoniche nel tratto di lungomare tra il Castello e via Venaggi nella parte est della città di Rapallo. Il progetto esecutivo prevede diversi interventi. Un lavoro abbastanza complesso per il rifacimento della piazza delle Rane, dei famosi 3 scalini per noi di Rapallo che tanto criticati negli anni, che verranno resi agibili soprattutto per le persone portatori di handicap, per i bambini, con delle modifiche, con un gioco di colori diversi anche dal punto di vista delle illuminazioni e tantissime altre novità dal punto di vista strutturale. Ecco. Prenderà il via invece lunedì prossimo, insieme a quello di piazza Molfino, il cantiere per la riqualificazione di Vico della Torre Civica, alle spalle del Palazzo Comunale. Anche qui nei giorni scorsi l'amministrazione ha incontrato i titolari dei negozi e dei pubblici esercizi che si affacciano sulla via per definire con loro i dettagli dell'intervento. Via Torre Civica verrà fatta la pavimentazione, rifatta la pavimentazione, ad oggi c'è l'asfalto,
è l'ultima parte del centro storico che verrà rivista per avere un'accoglienza diversa nell'agorà della nostra città sostanzialmente. Questo perché? Questo per una città che sta cambiando notevolmente, si sta rifacendo il look, ogni giorno noi praticamente abbiamo l'inaugurazione di un cantiere. Quant'è il costo per via Torre Civica? Che cosa verrà fatto anche per quanto riguarda il sottosuolo? Certo, l'intervento ha un costo di circa 300.000 euro, fa parte di un appalto da 500.000 che prevedeva anche Vico Pista, che è già realizzata, e questo completa quel lotto. È un intervento che riqualifica il centro storico, elimina l'ultima parte in asfalto e, come sempre, quando interveniamo sulla pavimentazione controlliamo anche tutti gli scarichi delle acque bianche e le rete fognarie che sono sotto la strada, perché questo è il momento di fare queste verifiche. Interrogazione a San Colombano Certenoli del gruppo di minoranza Territorio e Sviluppo riguardante l'area verde attrezzata al Monte Ramaceto a Prati di Cichero. Lo spazio, per il quale il Comune ha beneficiato di fondi europei per quale sito di interesse comunitario SIC, si troverebbe in stato di grave abbandono. I consiglieri chiedono anche un miglioramento dell'area con adeguata cartellonistica ed una copertura per il ristoro. Nell'ambito dell'Assemblea dei Soci si sono svolte ieri sera le elezioni e il rinnovo delle cariche all'interno del gruppo Pino Solari Ommi de Ruina a Chiavari. Alla presidenza è stato confermato Marco Devoto. Vediamo alcune fotografie. Vicepresidenti Stefano Molinello e Gabriele Smirni. Ora sfiliamo le pagine dei quotidiani, poi tutte le altre notizie e lo sport. Dalla prima pagina di Avvenire, parole come pietre, l'Italia contro tutti, Salvini accusa Malta, litiga con Lussemburgo e non trova l'intesa con la Germania sui migranti, governeremo l'Europa insieme ad Orban. Il caso di Ciotti si indaga per danno erariale. Poi più sotto a Genova la commemorazione, Genova piange e chiede sostegno per ripartire, Conte il commissario tra 10 giorni tornerò per il nuovo ponte. E poi la fotonotizia in primo piano su Avvenire, il Papa Pellegrino da Don Puglisi, martire della fede, troviamo l'approfondimento all'interno del quotidiano cattolico. Con Francesco Palermo rinnova il suo no alla mafia, Massimo Naro è incompatibile con il Vangelo. Oggi il Papa pranzerà nella opera missionaria creata dal missionario Biagio Conte tra gli ultimi. E ancora, così racconteremo al Papa nostro fratello Don Pino Puglisi a colloquio con i familiari che accoglieranno Bergoglio. Dalla prima pagina del Secolo XIX, Genova il dolore e l'orgoglio, crollo del ponte un mese dopo, al mattino il minuto di silenzio e nel pomeriggio 15.000 in piazza De Ferrari. E poi ancora lite in Europa, migranti, Salvini contro tutti, non ci servono nuovi schiavi. L'intervista, Renzi accusa Movimento 5 Stelle mandante degli attacchi a Mattarella. Dalle pagine del Levante, anche nel Tigullio si sono commemorate le 43 vittime del crollo del ponte Morandi, campana lutto e commozione, bandiere a mezz'asta ed un minuto di silenzio. E poi ancora dalle pagine interne della cronaca, case, vacanze, il boom a Santa Margherita Ligure, il boom toglie il mercato agli alloggi per le famiglie, Breglia, scenari immobiliari, fenomeno da analizzare, una fetta sempre più grande di turisti fa questa scelta. Uno sguardo anche ai titoli della pagina sportiva con l'Entella che riparte dal Piola di Novara, Gozzano, prima tappa della rincorsa, per i padroni di casa, squadra di una cittadina di 6.000 abitanti, è una gara che passerà alla storia. I biancocelesti lunedì alle 20:30 iniziano la nuova avventura. E lunedì inizierà anche l'anno scolastico in Liguria. Con questo inizio di anno scolastico una novità per l'Ente Forma, vediamo sul nostro sito teleradiopace.com, Ente Forma di Chiavari che nell'ambito del programma Erasmus+, propone corsi di inglese finalizzati al conseguimento della certificazione Trinity. Sono rivolti a tutti coloro che desiderano migliorare la conoscenza della lingua indipendentemente dall'età e dal livello di partenza. 2 le tipologie di preparazione, gli esami di certificazione, esami GESE modulo da 40 ore e ISE modulo da 50 ore. Per le iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell'Ente Forma in Viale Millo 9 a Chiavari o visitare il sito internet www.enteforma.it alla pagina dedicata. Andiamo ora in redazione per gli aggiornamenti di cronaca. Per noi oggi Francesca Caporello.
Sì, grazie Cristina, buongiorno a tutti. Ieri i carabinieri della stazione di Casarza Ligure hanno denunciato in stato di libertà uno studente di 18 anni del posto per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La denuncia è avvenuta nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane durante il controllo è stato trovato in possesso di un involucro contenente 75 grammi di sostanze del tipo hashish. Inoltre nel corso della successiva perquisizione effettuata nella propria abitazione, i militari hanno rinvenuto circa 350 euro, somma in denaro ritenuta legata all'illecita attività di spaccio. Infine, i carabinieri hanno sequestrato sia la droga che il denaro. E poi ancora, sempre ieri, i carabinieri di Sesti Levante, al termine di un'indagine, hanno deferito in stato di libertà una 21enne di origine rumene ed un 23enne di origine campana, entrambi disoccupati residenti nella provincia di Salerno, per i reati di truffa in concorso e sostituzione di persona. A carico della coppia, infatti, sono stati raccolti tutti gli elementi probatori che li identificano in soccorso quale autore della truffa avvenuta a Sesti Levante nel mese di settembre 2017, quando il titolare di una tabaccheria denunciava ai militari di aver ricevuto una telefonata da uno sconosciuto che, qualificandosi come carabiniere con un artifizio e raggirando il tabaccaio, si faceva attivare una carta di credito virtuale con qualche decina di euro di credito, riferendo che sarebbe passato poi a saldare il debito. I due giovani, terminati tutti gli accertamenti, sono stati deferiti dall'autorità giudiziaria. E dalla redazione è tutto, ripasso la linea allo studio. Grazie, parliamo ora di sport, di vela. Primo appuntamento del campionato vela d'autunno dello Yacht Club Chiavari Jeannot Sailing Cup 2018. Oggi e domani nello Specchio Acqueo Chiavarese si disputeranno le regate della Coppa Giorgio Lella Gavino, evento velico che si svolge da 14 anni e che torna alle sue origini. Si inaugura il campionato di vela d'autunno con quale regata? Con il trofeo Giorgio Lella Gavino. È un po' un ritornare alle origini. Una volta si chiamava Giorgio Lella Gavino, poi era diventato Marina Yachting e quest'anno ritorna Giorgio Lella Gavino. Sono regate che verranno svolte sia sabato che domenica. Sabato la partenza è prevista alle 11, domenica saranno i giudici e si svolgeranno sul golfo, nel golfo, o come regate a bastone o triangoli a seconda delle condizioni del vento e del mare. Per quali categorie sono queste regate? La regata è aperta alle categorie Orc, IRC e Libera. Inoltre per le imbarcazioni Jeannot si svolgerà il trofeo Challenge Jeannot, che è anche lui abbinato al campionato vela d'autunno. Le regate del campionato sono Coppa trofeo Giorgio Lella Gavino sabato e domenica, la meravigliosa Coppa dall'Orso Chiavari-Porto Venere-Chiavari il 6 e 7 di ottobre e infine la regata sociale Memorial Caselli che sarà il 22 di ottobre, mi pare, sabato. Com'è stata la stagione velica estiva? Ma con la scuola vela abbiamo avuto tanti ragazzi, dobbiamo dire che siamo abbastanza soddisfatti. La cosa che ha fatto molto piacere è che tante famiglie che avevano iscritto il bimbo per una settimana poi i bimbi si erano entusiasmati e ne hanno fatto 2 o 3. È stata una stagione positiva per la scuola vela e cercheremo anche di fare dei corsi di vela quest'inverno, chiaramente sabato o domenica perché i ragazzi vanno a scuola. Abbiamo potenziato il parco barche della scuola con diverse nuove imbarcazioni in modo che ci siano ancora più possibilità per i ragazzi. Concludiamo con una lieta notizia. Oggi festeggiano il 50° anniversario di matrimonio Giovanni Crovetto e Rosalba Badaracco. La coppia celebrò le proprie nozze il 15 settembre del 1968 nella parrocchia di San Martino di Noceto a Rapallo. A benedire la nuova famiglia fu Monsignor Fortunato Molfino. A distanza di 50 anni Giovanni e Rosalba hanno rinnovato questa mattina le loro promesse nella chiesa, circondati dai 2 figli Monica e Daniele, dal genero Stefano, la nuora Kie, i nipotini Naoto, Emma e Yuki e tutti i parenti e gli amici. Li vediamo in questa fotografia. Anche Telepace si unisce agli auguri di felice anniversario. Si conclude così questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione di Telepace torna questa sera alle 19:15, alle 20:30 e alle 22:45. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.